Incidente mortale sul lavoro a Vallà di Riese, vittima un 72enne di Borgoricco schiacciato dal muletto scivolato dal camion. Solo lunedì la morte di un 65enne bellunese in Piemonte. Madre e figlio morti nel rogo del loro camper a Ferrara. Si tratterebbe di una 87enne e di un 60enne che risiedevano. Occhio bello, esame del DNA sui corpi carbonizzati. È morto Gianluca Capuzzo, 53enne, ex medico padovano che nel 2006 uccise la moglie Elena Fioroni con un mix di farmaci anestetici simulando poi il suo suicidio. Si nasconde nella cantina dell'abitazione della moglie violando un divieto di avvicinamento per stalking e viene scoperto e arrestato dalla polizia. L'episodio avvenuto a Venezia. Mamma 25enne fugge con il figlio di 4 anni affidato a un'altra famiglia. La sottrazione del piccolo durante un incontro protetto, rintracciata dalla polizia nel veneziano e denunciata. Montebello vince il tiro, agguato al cantiere della TAV, arrestati anche il presunto mandante e l'uomo che ha fatto da tramite con gli esecutori materiali. Roberto Marcato ha ragione, un partito deve candidare i suoi uomini migliori. A dirlo è il segretario trevigiano della Lega Dimitri Coina, 24 ore dall'intervista a sfogo dell'assessore regionale. In rapido peggioramento la qualità dell'aria nel Padovano in tutta la regione, salvo poche eccezioni. Lega Ambiente sottolinea l'importanza di monitorare anche il mondo dell'agricoltura. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Lo avete sentito dai nostri titoli in primo piano, un altro incidente mortale sul lavoro, questa volta a Vallà di Riese, Pio X. A perdere la vita un 72enne di Borgoricco, schiacciato dal muletto. Il racconto della tragedia partendo dalla voce dei primi soccorritori. Se venissi andati a domandare aiuto qua a mio figlio e mio fratello, se venissi qua e tira su con grua. Io adesso non ho visto dato, io sprang e io qua che sprang e cosa ho fatto? Come ho fatto a un momento che sprang? Era mio figlio che sa operare la grua, che sa la grua, che sa il momento in pratica con grua. Era sotto. La testimonianza dei primi soccorritori all'interno dell'azienda florovivaistica Baggio di via Cadimiani a Vallà di Riese, dove si è compiuto il tragico destino di Adriano Gallo, 72 anni di Borgoricco. I titolari Alessio e Mara, a distanza di ore, guardano ancora sconvolti la scena che si è parata davanti questa mattina intorno alle 11, quando Gallo, titolare di un'azienda che commercializza concimi e fertilizzanti, aveva finito di scaricare alcuni sacchi di torba. Il mojito dovrebbe essere cascato insieme al camion. Che sta finito a scaricare tutta la roba, che sta finito a scaricare la roba. E il mojito, chissà cosa, come perché l'ho messo a mettere, è cascato a sto uomo, il padrone del mojito, e schicciando. I padroni là di fuori che sentivo rumore, perché guardando da là, non vede niente, e si è spostato per guardare e ha visto sto mojito e sto uomo sotto, che ha chiamato Buanza, carabinieri, sta roba. E va in cerca di cose come perché. Inutile ogni soccorso, Gallo è morto sul colpo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e i carabinieri di Riese, il personale dello Spisal per i rilievi. La dinamica non è stata ancora del tutto accertata, ma sembrerebbe che Adriano Gallo, dopo aver rimesso con questa gru il muletto sul camion, si sia spostato al centro del cassone per chiudere la sponda, non accorgendosi che il piccolo mezzo pesante stava scivolando e lo stava travolgendo. Un vero e proprio appuntamento con il destino, quello di oggi per Adriano Gallo. Stando alle testimonianze dei vicini, normalmente è il figlio che fa le consegne all'azienda florovivaistica, ma probabilmente oggi non poteva, così al suo posto è arrivato il papà, per l'ultimo tragico viaggio in quello che è anche il primo incidente mortale sul lavoro nella Marca per questo 2024. Ed è solo di ieri un'altra morte sul lavoro avvenuta in Piemonte del bellunese Giovanni Corona di 65 anni. A Longarone i concittadini, gli amministratori e le rappresentanze sindacali si stringono attorno alla sua famiglia. Giovanni Corona, 65enne di Longarone, è morto precipitando dalla gru che stava installando. Aveva 4 figli, ormai grandi, e lavorava molto spesso non solo fuori provincia, ma anche fuori regione, come nel momento del tragico incidente. La morte di Giovanni Corona sicuramente ha colpito tutta la comunità di Longarone, perché era una persona conosciuta, anche se lavorava spesso lontano dal nostro paese, ma soprattutto perché lascia 4 figli. E poi è una morte sul lavoro, e questo ovviamente ci fa sempre riflettere di fronte a queste tragedie, soprattutto perché non si è fatto ancora abbastanza per garantire a coloro i quali rischiano la loro vita lavorando di trovare quelli che sono dei sistemi che possano permettere loro veramente di lavorare in piena sicurezza. La strage silenziosa non si ferma e tocca ancora una volta la nostra comunità bellunese. Con queste parole
Massimiliano Paglini, segretario generale della CISL Belluno Treviso, ha commentato la notizia dell'ennesima tragedia sul lavoro, consumatasi questa volta in un cantiere a Rivoli, in provincia di Torino, dove Giovanni Corona stava lavorando. Siamo di fronte a un'emergenza nazionale, continua la strage silenziosa dei morti sul lavoro. Morire a 75 anni in un cantiere a 500 km da casa non è accettabile. Un ulteriore morto sul lavoro che si aggiunge a quelli che abbiamo già contabilizzato nel 2023 nella nostra comunità di Belluno. Non è possibile continuare in questo modo. Istituzioni, politica a tutti i livelli devono dare delle risposte, devono intervenire per far sì che questa strage silenziosa abbia termine e che possiamo annoverarci in un paese civile come paese civile che diciamo di essere, ma che non lo siamo fin tanto che continueremo a contabilizzare morti e infortuni sul lavoro. Ci sono pochi dubbi sull'identità dei due corpi ritrovati carbonizzati all'interno di un camper andato a fuoco ieri sera a Ferrara nel parcheggio di un negozio. Si tratterebbe di Stefano Cavalieri, 60 anni, e sua madre Mirella Graziosi, 87. Si attende solo l'ufficialità del DNA. I due vivevano a Occhiobello, in provincia di Rovigo, in una casa presa in affitto nel 2019. Il figlio accudiva la madre, già seguita dai servizi sociali. Il mezzo è sotto sequestro e domani saranno eseguiti tutti i rilievi tecnici del caso da parte dei tecnici dei vigili del fuoco. Nel camper erano presenti delle bombole di GPL messe in sicurezza durante l'intervento. Tra le ipotesi al momento al vaglio vi è quella di una perdita di gas e di una successiva fiammata, ma è possibile anche che sia stato un incendio ad aver causato la successiva fuga di gas. Non si esclude dunque nessuna pista. È stato aperto un fascicolo e indaga la squadra mobile ferrarese. Noi ci spostiamo nel veneziano ora, dove una mamma di 25 anni è fuggita con il figlio di 4 affidato a un'altra famiglia durante un incontro protetto. La donna è stata rintracciata e denunciata. Un piano sventato dalla polizia appena in tempo. Mamma e figlio sono stati rintracciati nel veneziano a Mestre, prima che la donna potesse portare il piccolo di 4 anni fuori dai confini italiani. Una vicenda umana difficile. Il bambino, su disposizione dell'autorità giudiziaria che ne aveva accertato lo stato di abbandono, era stato affidato ad una famiglia che potesse offrirgli un ambiente stabile e protettivo al fine di non esporlo ad un pregiudizio irreversibile per la sua crescita. Alla mamma naturale, che si trova in Italia senza fissa dimora, erano stati assicurati degli incontri periodici protetti. Ed è proprio durante uno di questi che la giovane mamma ha messo in atto il suo piano. Lo scorso 3 febbraio la 25enne è fuggita portandosi via il piccolo e facendo perdere le proprie tracce. Immediate le indagini della squadra mobile che assieme agli agenti delle volanti hanno fatto il possibile per rintracciare la donna ed il figlio, ricostruendo i movimenti della fuggitiva. Dopo prolungati appostamenti, in meno di 24 ore i poliziotti sono riusciti a trovare la donna che si era nascosta a Mestre, pronta per partire e portare il figlio all'estero. Una volta rintracciati, gli agenti hanno tranquillizzato il piccolo che sogna un giorno di diventare poliziotto e lo hanno assistito fino all'arrivo dei genitori affidatari che lo hanno riportato a casa. La 25enne straniera è stata invece deferita all'autorità giudiziaria e dovrà rispondere anche penalmente per la sottrazione del minore. Ed è morto Gianluca Capuzzo, 53enne ex medico padovano che nel 2006 uccise la moglie Elena Fioroni con un mix di farmaci anestetici, simulando poi il suo suicidio. La donna all'epoca dei fatti aveva 31 anni ed era madre di 2 figli piccoli avuti da Capuzzo. Il suo corpo era stato ritrovato adagiato nella vasca da bagno con le vene tagliate. Capuzzo aveva anche mandato 2 SMS dal telefono della moglie. L'uomo però venne arrestato poco dopo con l'accusa di omicidio volontario premeditato. Venne condannato a 26 anni di carcere. Grazie alla buona condotta tenne uno sconto di pena e aveva ottenuto la semilibertà. Era gravemente malato da tempo e si trovava ai domiciliari ospite di una zia a Dolo. Rimaniamo a Venezia, dove c'è stato un doppio arresto per violazione del divieto di avvicinamento. In particolare la polizia ha arrestato un uomo che si era nascosto nella cantina della casa della moglie. I poliziotti lo hanno trovato nascosto in cantina e lo hanno arrestato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie. Gli agenti sono intervenuti a Venezia domenica sera rispondendo alla richiesta d'aiuto della donna, che raccontava di essere stata contattata telefonicamente più volte dal marito, il quale, nonostante il divieto di ritorno, aveva lasciato intendere alla vittima di trovarsi nei pressi dell'abitazione.
Nella stessa sera le volanti lagunari hanno arrestato in flagranza della violazione dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare anche un altro uomo. Questa volta a chiedere aiuto è stata la madre, dalla cui casa del Lido il figlio era stato allontanato a seguito delle minacce che le avrebbe rivolto in passato. Andiamo a Montebello Vicentino, dove c'è stato un agguato al cantiere della TAV. Arrestato anche il presunto mandante e l'uomo che ha fatto da tramite con gli esecutori materiali. Erano stati arrestati a settembre 3 cittadini italiani pluripregiudicati per reati contro il patrimonio e la persona, presunti autori della brutale aggressione avvenuta il 2 maggio all'esterno del cantiere TAV di Fracanzana di Montebello Vicentino ai danni del direttore tecnico della ditta Salcef SPA di Roma, ditta che si occupa della progettazione e messa in opera di rete ferroviaria a alta velocità. 20 secondi di brutale pestaggio, tutto immortalato dalle telecamere di videosorveglianza. I colpi con una mazza da baseball dopo averlo atteso bloccandogli la strada a bordo di un SUV. Ieri a Milano e Paderno Dugnano i carabinieri del nucleo investigativo di Vicenza, al termine di una lunga e articolata attività di indagine, hanno eseguito altre 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere, arrestando quelli che gli inquirenti considerano il reale ideatore e mandante della spedizione punitiva, nonché colui che avrebbe fatto da tramite fra questi e gli esecutori materiali della spedizione punitiva. Misure che nascono dalla volontà degli investigatori di far luce sull'intera vicenda. Le cause del gesto sarebbero riconducibili verosimilmente a interessi finanziari e al potere di condurre appalti nel mondo imprenditoriale. Le indagini condotte dai carabinieri del nucleo investigativo hanno fatto emergere inoltre che il modus operandi, già collaudato nei pressi del cantiere dell'alta velocità a Montebello Vicentino, era pronto per essere messo in atto un'altra volta. Gli indagati avevano già pianificato un'altra spedizione punitiva, questa volta ai danni di un imprenditore edile lombardo con lo stesso movente. Solo gli arresti avvenuti il 20 settembre scorso ne hanno evitato la commissione che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, era stata pianificata 5 giorni dopo l'esecuzione delle ordinanze. Voltiamo pagina e parliamo della pista di bob. Indagine conoscitiva della Procura di Belluno. Un esposto firmato da un'associazione ambientalista ha spinto il procuratore Paolo Luca a verificare se esistesse un vincolo paesaggistico sull'Eugenio Monti e se eventualmente lo stesso sia stato rispettato quando si è messo mano sull'impianto delle Olimpiadi del 56 per costruire il nuovo tracciato necessario per Milano Cortina 2026. Gli accertamenti riguarderanno i 1700 metri con un dislivello di 152 e le relative 16 curve. E ora ci spostiamo a Castelfranco, dove questa mattina l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, nella giornata contro il bullismo, ha lanciato la sua proposta per i bulli e vandali. Altro che sospensioni, ha detto, lavori socialmente utili. Sono stati tanti altri ragazzi presenti quel giovedì 1 febbraio nella stazione delle Corriere di Castelfranco ad incastrare i 7 giovani bulli responsabili dell'aggressione ad un loro coetaneo e ad un altro ragazzo di 16 anni che aveva cercato di difenderlo. Nei giorni successivi, accompagnati dai genitori, ma molti anche da soli, si sono presentati dai carabinieri di Castelfranco per raccontare cosa avevano visto, ma soprattutto per consegnare i video che avevano girato. Un segnale che la maggioranza dei giovani non condivide la violenza e si fida delle istituzioni, che però devono dare risposte a queste situazioni, come ha sottolineato oggi l'assessore all'istruzione della regione Elena Donazzan, confermando che episodi come questo si stanno moltiplicando costantemente in tutto il Veneto. Perché il procuratore generale della Repubblica di Venezia un anno fa mi chiamò per dire: guardi assessore, che se dovessi prendere questi bulli e avere semplicemente l'equazione della pena che dovrei comminare, dovrei avere molte più carceri di quelle che ho, ma non è la soluzione quella del carcere. E allora dobbiamo interrogarci su quale soluzione. Certamente c'è un tema familiare, il problema sta nella famiglia e sta nelle regole che le famiglie non riescono più a dare. E allora, secondo l'assessore, le regole devono essere imposte dalla scuola, però senza sospensioni dalle lezioni. Io non credo che la sospensione sia una soluzione, anzi credo invece che i lavori da fare siano la soluzione. Vanno divisi tra di loro, a mio parere, perché la regola del branco è quella che li porta ad essere così violenti e a stare insieme spalleggiandosi, e quindi la prima cosa da fare è a essere aiutati da dei pedagogisti che attivino dei meccanismi ma anche di punizione.
perché non può passare così. E la punizione deve essere qualcosa che si vede, cioè il lavoro socialmente utile davanti ai propri colleghi, ai propri compagni di classe, chiedere scusa davanti a tutti. Azioni che, ricorda l'assessore, sono già state fatte in altri istituti. Mi è capitato il ragazzo della formazione dell'alberghiero che ha dovuto rimettere a posto la ringhiera davanti a tutti, pennellare, pulire. Quell'altro che aveva invece sporcato i muri l'ha ridipinto. Quell'altro che aveva fatto, ragazza, un po' di bullismo, è stata mandata a fare i capelli, faceva la parrucchiera nella casa di riposo. È molto più educativo. Ve lo abbiamo raccontato lo scorso fine settimana dei danneggiamenti e delle minacce rivolte al sindaco di Cadoneghe. In merito a questo sono state presentate 2 denunce. Sono 2 le denunce contro la donna responsabile degli imbrattamenti e degli atti vandalici a Cadoneghe. Subito dopo gli attacchi di sabato notte, quando era stato dato alle fiamme un'isola ecologica in via Leopardi, era stata presentata una denuncia. Una seconda querela è stata presentata ai carabinieri dopo i vandalismi della domenica, quando è stato imbrattato con scritte minacciose la sagoma del Leone di San Marco sotto la sede comunale ed è stata danneggiata la centralina del municipio, lasciandolo senza luce e riscaldamento. Ho sporto denuncia per interruzione di pubblico servizio, ha detto il sindaco Marco Schiesaro. Sono tornato ieri a denunciarla per il danneggiamento a beni pubblici come mio dovere. La donna denunciata, che ha rivendicato il tutto con un messaggio audio in una chat del comune di Cadoneghe, è stata anche ripresa dalle telecamere di sorveglianza. La vicenda è legata allo sgombero di alcuni insediamenti abusivi nel comune alle porte di Padova, partito 1 anno e mezzo fa. La politica ora. Roberto Marcato ha ragione, un partito deve candidare i suoi uomini migliori. A dirlo è il segretario trevigiano della Lega Dimitri Coin, a 24 ore dall'intervista a sfogo dell'assessore regionale. Non è che noi stiamo vivendo un particolare momento di euforia, di consenso, di effervescenza. Io metterei in campo tutti i migliori in termini di preferenze, i primi 10 preferenze li costringerei pistola alla tempia, ovviamente metaforicamente parlando. Io con il generale Vannacci non c'entro niente. Candidare i migliori, altro che Vannacci. Questo è il marcato pensiero espresso a Ringa lunedì sera, che in casa Lega ha avuto l'effetto di uno tsunami, con l'assessore regionale che ha anche rivelato di non aver mai ricevuto una telefonata dalla segreteria veneta del Carroccio, quindi Alberto Stefani, con richieste di candidatura a Bruxelles. E poco importa se Marcato detenga tutt'oggi il record di politico regionale più votato, ma con Bulldog Marcato di fatto si schiera a sorpresa Dimitri Coin, segretario trevigiano del partito. Lo ha fatto sempre via Ringa. Io penso che per quanto riguarda le elezioni europee, come ha toccato prima Roberto, farei anch'io la stessa cosa. Candiderei tutte quelle persone che sono in grado e hanno dimostrato di essere in grado di essere dei grandi catalizzatori di consenso. Quindi anche Zaia? Potendo scegliere, io candiderei Zaia, candiderei Marcato, candiderei Tony Darè, candiderei Federico Caneri. Fosse per Coin, quindi il Carroccio dovrebbe giocarsi anche la carta Zaia. Probabilmente, fa intendere il leghista trevigiano, lo stesso leader Salvini ha già fatto un passo in tal senso. Luca sa perfettamente cosa vuole fare, immagino che una richiesta in questa direzione magari anche il segretario federale gliel'abbia fatta, ma queste sono interlocuzioni tra di loro che sono abbondantemente sopra quelle che sono le competenze di un segretario provinciale. L'ambiente ora, perché lo avrete notato anche voi in questi giorni, c'è un rapido peggioramento della qualità dell'aria e Legambiente sottolinea l'importanza di monitorare anche il mondo dell'agricoltura. Nel 2023 le emissioni di polveri sottili sono diminuite, ma non abbastanza. E infatti il 2024 in Veneto è iniziato con una nuova impennata di smog. Nel Padovano Cittadella entra in zona rossa, la Città del Santo veleggia tra rosso e arancione. In zona verde rimangono solo Bassano, Schio, Belluno, in parte Feltre. I pericoli per la salute ci sono tutti. La preoccupazione ci deve essere, ma deve servire per agire, quindi per attuare comportamenti consapevoli e quindi non uscire nei momenti di grande pressione inquinante, quindi la mattina cercare di evitare di
stare nelle strade, nel traffico, non portarci i bambini nei passeggini, per gli anziani, per chi ha patologie cardiovascolari è importante non rimanere troppo tempo all'aria aperta, però è importante anche non chiudersi in casa perché gli inquinanti purtroppo penetrano. Lo sforzo deve tradursi in politiche concrete. Ben venga la presa di posizione del presidente veneto dell'ANCI, l'associazione dei comuni. Il sindaco di Treviso Mario Conte infatti lancia un appello al governo, chiede un piano straordinario per sostituire le caldaie e piantare alberi. Si fa molta ideologia sul tema e anche sulle zone 30, su i chilometri orari si è fatta molta disquisizione, un po' per niente secondo noi, perché sono tutti provvedimenti utili e necessari quando c'è l'emergenza, quindi dobbiamo essere consapevoli che nel periodo invernale dal 1 ottobre al 30 di marzo bisogna attuare tutto quello che le ordinanze prevedono. Una categoria che va aiutata a capire i pericoli e i suoi comportamenti pericolosi invece è quella degli agricoltori. Le emissioni inquinanti in agricoltura sono elevatissime, se noi guardiamo le centraline nelle aree rurali hanno dati addirittura più alti di quelle delle aree urbane, delle centraline di traffico, significa che non si sta attenti con gli spandimenti che dovrebbero essere vietati in questo periodo e effettuati comunque interrando direttamente il liquame e non lasciandolo a cielo aperto, non si fa attenzione agli abbruciamenti, quindi si brucia in campagna all'aria aperta e questo deve essere vietato. Lo sport adesso, perché ancora il grande calcio spagnolo questa sera sarà in esclusiva su Antenna 3 dalle 21. La nostra emittente trasmetterà in diretta la semifinale di andata della Coppa del Re tra Atletico Madrid e Atletico Bilbao, prima sfida del doppio scontro tra le due compagini che si giocheranno un posto nella semifinalissima. Appuntamento quindi in esclusiva questa sera a partire dalle 21. E con questo è tutto, ora vi lascio al meteo, vi auguro una buona serata. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. È in arrivo un importante cambio della circolazione atmosferica. Giovedì 8 febbraio, ultimo giorno di pressione grossomodo stabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto avremo molte nubi, ovunque cielo grigio e coperto dappertutto. Precipitazioni assenti in giornata, in serata e nella notte prime piogge. Temperature in lieve aumento, minime tra 5 e 7 gradi, massime tra 8 e 13 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Sulle zone montane avremo qualche schiarita, ma sul resto del territorio il cielo sarà nuvoloso con locali foschie. Entro sera prime deboli piogge a carattere sparso. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, massime sui 9-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo poche novità, prevarranno le nubi ma non sono escluse delle schiarite in giornata. Temperature minime tra 4 e 5 gradi, massime sui 12 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.